boscheria, uno saluto riverente, residero da parte mia, residero da parte mia, residero da parte mia, buonasera, 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 nada gente, saludare boscheria, saludare, saludare, saludare boscheria, saludare boscheria, uno saluto riverente, residero da parte mia, Buonasera, bellissimo stare qua con voi a vedervi numerosi. Benvenuti alla festa di San Sebastiano 2025. Prima di iniziare la serata volevo chiedervi un grandissimo applauso per il comitato organizzatore di questa meravigliosa festa. Fatelo fortissimo perché lo meritano tutto, si sono impegnati come ogni anno tantissimo per la riuscita di questa bellissima festa. Oggi siamo qua, abbiamo iniziato con lo spettacolo Etno Folk e quindi mi sembra giusto e doveroso già presentare chi oggi suonerà per voi con la formazione etnica. Allora, voglio partire subito dalla mia sinistra, forse da colui che arriva da lontano, il più lontano di tutti, esattamente stiamo parlando di Donori. Lui è originario di Donori, però oggi arriva da Settimo San Pietro, quindi non è dietro l'angolo, quindi ti serve un applauso anche per il viaggio che ti sei fatto. Lui suona magistralmente questo strumento ormai diventato patrimonio dell'UNESCO. Parlo delle launeddas, questo strumento composto dalle famose tre canne, samancosa, samancosetta e sul basso. Lui lo suona magistralmente, avete sentito anche come suona il flauto sardo che si chiama Susolitu o dalle nostre parti si picchiarolo. Lui è un grandissimo maestro, suona anche sadrunfa, in italiano lo scaccia pensieri, quindi vi chiedo un grandissimo applauso per Orazio Ornù che suona questo strumento che appare anche nei bronzetti nuragici della UNEDAS, appaiono anche nei bronzetti nuragici, quindi ogni qualvolta che si sente il suono della UNEDAS subito abbiamo l'immagine della Sardegna proprio vicina. Poi parto dall'altro che canta con me, lui da tanti anni sulla cresta dell'onda, nei canti sardi a chitarra, nei canti logudoresi, ma fa parte anche di diverse formazioni e collabora un po' con tantissime formazioni etno-folk. Lui arriva da Bologna, vi chiedo un grandissimo applauso per Christian Forde. Poi ci spostiamo nuovamente verso il Capitanio, però volevo presentare una persona qua, il più giovane che c'è sul palco in questo momento, perché dopo vedrete una sorpresa che ancora non sveliamo, quindi vieni qua Gabriele, avvicinati. Lui, pensate che arriva da Oristano, oggi suona le percussioni, il famoso cajon, vero? Quanti anni abbiamo? 16 anni, quindi loro sono la linfa, quelli che porteranno avanti le nostre tradizioni. Lui lo fa con tanta passione, ma sta studiando anche per imparare altri strumenti. Forse ho sentito della UNEDAS e anche qualche altro strumento. Comunque piano piano, buon inizio, buon tutto. Fate un grandissimo applauso a Gabriel Faglia che arriva da Oristano. E poi abbiamo colui che suona quello che era alla mia destra, colui che suona l'organetto diatonico che portò in Sardegna Paolo Soprani nell'800. Lui è un maestro, lo suona magistralmente, oggi ci supporta e ci sopporta anche con il suo impianto audio e luci, quindi oggi è nelle vesti di suonatore ma anche da fonico. Quindi vi chiedo un grandissimo applauso per Alessandro Nonnis che arriva da Oristano.
Grazie, io vengo da un paesino qua vicino che si chiama Torpè, mi chiamo, per chi non mi conoscesse, Alessandro Magrini. Quindi volevo salutare poi un grandissimo amico che viene ogni anno e ci segue sempre. Quindi vi chiedo, lui oggi gioca in casa, vi chiedo un grandissimo applauso per Matteo Zucchita. Ciao Matteo, buonasera. Ciao Lucia, buonasera a tutti. Adesso una formazione che oggi gioca in casa, quindi è giusto che la serata venga aperta da un gruppo di casa e mi riferisco al gruppo folk di San Lorenzo di Budoni. Quindi iniziate ad avvicinarvi piano piano, mi raccomando, piano, che oggi c'è una persona speciale fra di loro che adesso sta per arrivare. Eccola qua, buonasera. Buonasera a tutti. Un gruppo che nasce nel 1976, un bellissimo gruppo folk che vanta tantissime uscite in tanti posti, in tanti continenti, non solo in Sardegna, è uscita anche oltremare. Oggi vediamo una formazione fresca, freschissima, composta da soli ragazze anzi, e c'è un beato fra le donne qua. Buonasera, ciao, come ti chiami? Fate un applauso a Francesco che oggi è il beato fra le donne. Una formazione che è stata tirata su da una grandissima maestra, una grandissima ballerina, nonché anche mamma di un grandissimo suonatore di organetto. Mi riferisco a Michele Piluzzi. Fate un grandissimo applauso ad Angelina, che grazie a lei questi ragazzi iniziano a prendere forma e ad esibirsi in tutta la Sardegna. Quindi mi sembra giusto e doveroso presentare anche chi accompagna loro con il suo organetto diatonico. Lui arriva da Posada, lo vediamo adesso, ma lo rivedremo anche più tardi. Quindi vi chiedo un grandissimo applauso per Andrea Marongiu. Aprono la serata per San Sebastiano 2025 con Suba Susini, un gruppo folk San Lorenzo.
Lorenzo con su Passu Serio. San Lorenzo su Vallittu. Però qua ho visto anche una sorpresa oggi. Abbiamo una piccola grande ballerina. Ciao, buonasera. Come ti chiami? Martina, fate un applauso a Martina. Questo è l'esempio di quanta forza ci dà il folklore, di quanto sono forti le tradizioni sarde. Avete visto? Quanti anni hai, Martina? Pensate, a soli 5 anni, ma fategli un grandissimo applauso, che è impossibile oggi trovare una bambina di 5 anni che balli come Martina. Bravissima Martina, complimenti. E grazie che mandi avanti le nostre tradizioni. Grazie, grazie, ok? Vieni davanti con me, ti prendo un bellissimo applauso. Vieni. Fate un bellissimo applauso a Martina. Questo è tutto per te. Va bene? Ok? Torni da Angelina? Va bene, vieni con me? Ok, ci vediamo dopo, ciao, fate un saluto a Martina. Ecco qua, grazie, complimenti, tanti complimenti. Allora, continuiamo con l'ultimo ballo, su ballo Brincado, quindi il gruppo folk San Lorenzo, sempre sulle note di Andrea Marongio, dell'organetto di Andrea Marongio, su ballo Brincado. Un applauso, grazie.
Folk San Lorenzo. Grandiosi, avete visto la bellezza del loro costume, sia il costume maschile, il costume femminile, frutto di tantissime ricerche risalenti all'Ottocento. E adesso Andrea ci farà due note per sul saludo, quindi vi saluta con queste note di Andrea Maruggiu il gruppo folk di San Lorenzo. Fate un grandissimo applauso che lo meritano tutto. Gruppo folk di San Lorenzo, è bello vedere tanti giovani sul palco, loro sono la linfa, coloro che portano avanti le nostre tradizioni, quindi quando vediamo queste tradizioni, queste formazioni così giovani ci dà proprio una garanzia, il folklore non muore mai. Grazie anche ad Andrea Maruggiu, fate un applauso anche a lui che ha suonato questi balli in modo stupendo. Adesso mi sembra giunta l'ora di spostarci verso Olbia, precisamente in un paesino, in un paese di circa 1050 abitanti che è sotto il comune di Olbia, si chiama Verchideddu, non so se avete sentito parlare, ma adesso ve li presento subito. Quindi chiamiamo sul palco il gruppo folk di Verchideddu, gruppo folk Valle Orevà. Gruppo folk di Verchideddu, una formazione che nasce nel 2019 grazie a tantissimi giovani appassionati che si sono messi lì a cercare a fare delle ricerche per la ricostruzione del costume, dei balli e di tutto quello che vedete qua sul palco. Verchideddu, un bellissimo paese ricco di tante tradizioni. Pensate che il nome di Verchideddu è stato portato avanti per oltre 40 anni in tutta la Sardegna, anche grazie ad un cantautore che è proprio di Verchideddu Centro, e parlo di Mario Firinaio, e vi chiedo un grandissimo applauso per lui che è stato un esponente del canto sardo logudorese, quindi ha fatto vedere la Sardegna in tutto il mondo e principalmente Verchideddu. Verchideddu è anche oltre a un bellissimo paese, è ricco di tradizioni e di monumenti. Pensate che ha una bellissima chiesa dedicata alla Beata Immacolata Concezione, che risale al XIV secolo, se non erro, sì, al XIV secolo. E poi nella zona campestre, in periferia di Verchideddu, c'è il santuario di Santo Tomeo, di San Tommaso Apostolo. Quindi nel mese di maggio c'è una grandissima festa dove non so quante persone vanno a visitare il santuario, fanno da mangiare per tutti e fanno delle feste veramente bellissime. Quindi vi invito ad andare a cercare là su internet e sui libri per vedere tutto ciò che Verchideddu regala. Adesso poche parole, tanta musica, vi presento il loro organista, parlo di Salvatore Pitorra, fondatore di una formazione che tutti conoscono, e mi riferisco a Sosoriundos. Lui è l'organista del Sosoriundos. Fate un grandissimo applauso, lui che è un 50-50 di rigori e 50% di galtelli e di nuoro. Quindi gruppo folk Verchideddu che inizia la sua esibizione con Su Ballitu. Fate un grandissimo applauso al gruppo folk Orevà di Verchideddu.
Gruppo folk Valle di Oleva di Berchideddu.
lo sono sin salute mia, che sto con me dal mio, che lo sono sin salute mia. Ma verrà da sul braccio, mi vola la inculina che è un estrazzo. Ma verrà da sul braccio, mi vola la inculina che è un estrazzo. Grazie. Grazie. Fate un applauso anche a tutti coloro che stanno ballando. Oggi abbiamo una formazione che è bellissima, grandissima, tanti colori, un bellissimo costume, sia il costume maschile che quello femminile. Pensate, loro vantano tantissime uscite in tutto il continente italiano, anche giustamente in Sardegna. Da poco c'è stata una bellissima uscita anche in Belgio e poi partecipano a tutte le cavalcate, come tutte le cavalcate, come la cavalcata sarda, la festa di San Simplicio di Olbia e tanto altro. Non mi soffermo, se no passo un po' di tempo e non riesco a farvi ballare. L'altro gruppo, l'ultimo gruppo, non per importanza ma per posizione geografica, perché sono i più vicini e quindi abbiamo stabilito di metterli per penultimi, perché gli ultimi saremo noi con i balli sardi della fava, una struttura medievale risalente al XVIII secolo. Questo gruppo ha deciso di dare questo nome proprio Castello des Avais.
Gruppo folk Castello Savagli Posada. E sarà su ballo Isancu, un bellissimo ballo, un ballo antichissimo che adesso subito sulla notte di Andrea Maruggiu. Siete pronti? Prego Andrea. Un ballo Isancu.
Del gruppo folk Castello de Savai di Posada, questo meraviglioso simbolo, il castello risalente al 1200, meravigliosi come sempre, grazie. Sulle note del grandissimo Andrea Maruggiu, il gruppo folk di Posada, con la sua meravigliosa esibizione. Adesso giusto un minutino per ricomporre il palco, perché continueremo con qualche ballo sardo per la piazza e poi sul ballo de su saluto, i balli del saluto di fine serata. Campana, veo la campana,
la cosa voglia cosa graziosa, a pesare fiore rosa, colori d'aria tue, attraente. Ma si promessa che parliamo sarà la nostra poiché a tutte spasse prese parlare in una forte promesse si non si parlano ancora per un ballo si non si parlano magari ancora per un ballo Ati golkare sudah sabramo sadie que dieto sacabuzza sadie que dieto sacabuzza Saludare Boscheria, saludare